La linea va al professor Rognoni. Eccoci qua. Siamo qua, siamo all'inizio di questa trasmissione sabatina, Cultura e Arte. È una trasmissione che come al solito parla di cultura, ma siccome c'è un evento eccezionale oggi, che è sportivo, ma che rappresenta quel tipo di sport romantico, così che si apparenta bene a certe pagine di letteratura, a certo mondo che non è soltanto stimolato dalla vittoria o dalla superiorità di qualcuno su qualcun altro. Parliamo del ciclismo perché oggi, per la prima volta nella storia umana, il Tour de France inizia a Firenze e naturalmente poi arriverà anche in Francia dopo 4-5 giorni, però è davvero qualcosa di straordinario. Riprendiamo tra un attimo questo argomento. Gli altri argomenti? Beh, Sabrina Ferilli ha compiuto 60 anni, una attrice, una showgirl, una soubrette a suo tempo, unica nel suo genere. Quando dico unica nel suo genere non è culto della personalità e non è stupido così atteggiamento di devozione da parte di un maschio âgé nei confronti di una donna che non è più giovane ma che continua a mantenere un certo lustro estetico, per carità. E si tratta di capire dal punto di vista dello spettacolo, così insomma dell'approfondimento del mondo dello spettacolo, che ruolo ha giocato la nostra Sabrina, nostra intendendo comunque italiana, ma sappiamo che ha sposato un padanissimo, un lombardissimo come Flavio Cattaneo, e questo non ci può che far piacere, diciamo, come scambio di mondi e di culture che devono affratellarsi. Ma dopo parliamo di Giovanni Pascoli. Parliamo di Giovanni Pascoli perché nello scorrere degli ultimi libri usciti, uno ve l'avevo citato, Dal Nido al Cosmo, che sta avendo anche un certo successo perché riabilita il Pascoli meno legato alle radici, e ci vuole anche questo. Però appunto ho trovato una frase che lui aveva scritto molto interessante, che più o meno suona così: io vado dal carroccio all'ippogrifo, prima uso il carroccio e poi uso l'ippogrifo. Mi è piaciuta perché ha una capacità non solo di raccontarci il personaggio quale è stato veramente Giovanni Pascoli, uno dei più grandi poeti in lingua italiana, ma anche di darci uno spunto per le nostre battaglie politiche, metapolitiche, culturali in senso lato e buono, identitarie, tante cose messe assieme che adesso vi illustrerò. Poi parliamo di psicologia, perché è uscito un libro di Franca Errani Civita, il caleidoscopio interiore, la psicologia dei sé, con una bellissima introduzione di Cedar Stone, nuova edizione aggiornata naturalmente perché ne era uscita nel corso degli anni 90, ora c'è una nuova edizione che si riallaccia moltissimo ad come impostazione psicologica, si riallaccia a un grande psicanalista veneziano ma poi ambientato a Firenze. Firenze tornerà molto oggi perché appunto da Firenze parte il tour, che si chiamava Assagioli. Assagioli è stato grande perché viene considerato un po' lo Jung dei Noantri, uno Jung che ha saputo individuare le subpersonalità. Ecco, di subpersonalità parla anche la bravissima Franca Errani Civita, e adesso le vedremo come si strutturano le subpersonalità all'interno della personalità umana. Può essere interessante e stimolante in un momento in cui con il problema dell'intelligenza artificiale noi non sappiamo neanche più chi siamo. Ma come ci catalogherà l'intelligenza artificiale? Quali saranno le caratteristiche con le quali potrà psicanalizzarci l'intelligenza artificiale? Ci aspettiamo di tutto, anche qualcosa di terroristico, ma con le pagine della Errani noi ci salveremo. E poi vi dicevo il tour, un tour fastoso che accoglie in sé appunto queste propagini di tipo
italiano e padano, ma nella seconda parte aspettatevi il botto con Paolo Gulisano. Paolo Gulisano ha trascorso una settimana meravigliosa di cui ci parlerà lui direttamente, dove alle isole Shetland, isole al largo della Scozia e della Norvegia, dove il vento e la freschezza del sasso bromoiodio la fanno da padroni, assieme a tantissime altre cose antiche e moderne, di cui ci parlerà appunto Paolo nella seconda parte della trasmissione. Temperatura certamente diversa da quella di oggi, qui si parla di 33 gradi in Lombardia, ma sicuramente anche le altre regioni vanno dietro, anzi il centro-sud sicuramente ne patirà di più. Proprio il centro-sud, a Roma, abita e sempre abitato Sabrina Ferilli. Sabrina Ferilli ha compiuto ieri 60 anni, era nata infatti il 28 giugno del 1964. Come inquadrare il personaggio? Perché non so fino a che punto abbia giovato a lei giocare il ruolo di sex symbol di un certo tipo, si dice sempre in queste occasioni, di bellezza mediterranea. Siccome io sono un pignolo, anche dal punto di vista estetico, ecco, quindi a parte le mie scelte personali, ecco, ma sicuramente voglio che la precisione comandi su tutto il resto. Sabrina Ferilli non è un esempio di bellezza meridionale, ma di bellezza tipica dell'Italia centrale. Oserei dire etrusca. Lei e la sua famiglia appunto è umbro-sabina, quindi del Lazio settentrionale, e le fattezze sono quelle tipiche dell'antico contesto antropologico etrusco. Questo lo dico perché qualcuno l'ha paragonata a Sofia Loren, ma Sofia Loren è una bellezza di latitudini più meridionali, certamente sulla cui bellezza non si discute, ma diversa come fattezze, come volumi, come volumetria, ma anche angoli, platicefalia. Scusate, io ho fatto una tesi di antropologia, mi perdonerete moltissimo, e evidentemente non riesce a reggere il gioco del raffronto a tutti i costi. Qualcuno l'ha paragonata, soprattutto come erede morale, alla Magnani, ma la Magnani aveva una struttura facciale più spigolosa della Ferilli, e via dicendo. Ma ovviamente non andiamo avanti con questo tono molto superficiale per certi aspetti, e cerchiamo di valutare meglio la sua vita teatrale. Lei è nata come soubrette, come showgirl, ha raggiunto il massimo da questo punto di vista con la vittoria nel 2000 della Roma, è vero, al campionato, e quindi voglio dire è diventata un po' il simbolo di quella squadra dal punto di vista del tifo femminile. Era ancora giovane, aveva tanti talenti proprio fisici notevoli. Non è che adesso non ne abbia più, naturalmente, però bisogna anche ammettere che si è leggermente rinsecchita, leggermente, senza esagerare, e quindi le rotondità non eccessive ma particolarmente circolanti, circovolenti di allora si facevano sì. Ma questa benedetta fanciulla, vero, neo-etrusca, ha deciso di fare l'attrice impegnata. A un certo punto ha detto a se stessa, ma io non mi accontento mica di fare così, insomma, a soubrette a buon mercato, di quella che fa impazzire
i maschi capitolini, e non solo. Io voglio diventare un'attrice seria e famosa, quasi tragica. E noi ci siamo dovuti sorbire una serie impressionante di sceneggiati televisivi dove lei è diventata mamma coraggio, figlia del dolore, grande popolana tra Roma e Napoli, interprete di situazioni fatti, a volte sceneggiati tratti da libri anche, e situazioni davvero particolari dove effettivamente, bisogna riconoscere, Sabrina è riuscita a impostare un discorso drammaturgico di una certa qualità. Poi ovviamente de gustibus non est disputandum, però siccome occorre fare anche della filologia teatrale e cinematografica, tutto sommato diciamo le proporzioni per le quali ha interpretato il tutto possono essere ben accettate nella misura in cui non si pretende ovviamente di ritrovare effettivamente un talento paragonabile alle più grandi attrici del cinema, ma neanche ovviamente per fare un confronto all'italiana con una Virnalisi, bellezza diversa, bellezza adriatica, che aveva una espressione e una tonalità d'uso più moderata, meno passionale. Però penso che il meglio da questo punto di vista della nostra Ferilli sia stato raggiunto con Dalida. Lei si è voluta cimentare con questa grande cantante che mai sarà abbastanza compianta e rimpianta, morta suicida ancora in giovane età. Dalida era nata in Egitto ma da una famiglia calabrese, poi appunto era arrivata in Francia e quando parlava francese insomma si mettevano un po' tutti a ridere. Era un francese molto particolare, però è stata una grandissima cantante, incommensurabile Dalida. Bene, la Ferilli si è medesimata nella parte, ha saputo raccontarci lo strazio, il dolore per questi amori difficili, finiti tutti male naturalmente dalla Dalida, in particolare quella con Tenco, ma nel complesso poi ha reso forse il meglio della sua carriera. Ciliegina sulla torta, qualche anno fa, oramai mi sembra che siano passati 10 anni, eccola protagonista della Grande Bellezza di Sorrentino. E qui naturalmente non poteva, in una situazione in cui c'erano tante attrici in ballo che lavoravano nello stesso film e soprattutto un pathos meno legato a una tipologia femminile specifica, a parte forse appunto la musica di Raffaella Carrà che la faceva ritornare insomma in qualche modo prepotentemente alla ribalta, però ecco che le è stato chiesto di recitare ancora un ruolo sexy. Il risultato non ci convince del tutto, non tanto perché la Ferilli non era più giovanissima già ai tempi della Grande Bellezza, ma perché lo spogliarello, diciamo così, che vuole essere un'attrazione per una capitale in disfacimento come a Roma, suona un po' troppo appunto di guardatemi ancora che non sono proprio sfiorita. E non solo, ma nel contesto complessivo del film la funzione dello show ferilliano ci è parso tutto sommato risibile. Ora lei ha raggiunto 60 anni di età. Vedremo come gestirà brutalmente, diciamo, la terza età e come lei sarà in grado di rispondere a tutta una serie di spunti sappiamo che ha fatto anche teatro, sta facendo teatro e generalmente quando le attrici cinematografiche o televisive fanno teatro vuol dire che non hanno più quelle grandi richieste, è esattamente il contrario di una volta, non hanno più quelle grandi richieste che avevano a 30, 40, 50 anni. Comunque noi non vogliamo infierire su di lei perché la brava ragazza romana ha voluto insomma in qualche modo
mettersi in gioco da questo punto di vista, quindi non può che ricevere effettivi applausi. Badate bene, è tramontato, perché lei nel 2000 era la mascotte della Roma. Siamo nel 2025 oramai, quasi, voglio dire, è passato un quarto di secolo. È tramontata l'immagine della donna mascotte. Non esiste più, perché Facebook ha triturato tutti i soggetti e oggetti possibili di questo genere, di questa fattezza. Quindi staremo a vedere effettivamente cosa ci vuole ancora proporre. Adesso un po' di pascolinità. Giustamente l'amico e socio Arte Nord Donato ci propone un ricordo di Leopardi, perché il 29 giugno del 1798 lui nasceva a Recanati. Sì, sono passati 226, non è una cifra esatta, però appunto val bene sempre ricordare questi grandi che noi abbiamo avuto e che ci permettono di accostare tutto questo mondo straordinario che è la poesia. Un altro grande è sicuramente Pascoli. Pascoli è diventato famoso per un carroccio. Non era il carroccio della Lega Lombarda, non era un carroccio in fieri, perché il leghismo non esisteva ancora ai suoi tempi, ma è la trasposizione letteraria del famoso Calesse, dove vide ritornare, lui ragazzo di 10 anni, vede ritornare morto il padre, che era andato al mercato di Cesena, e ritornando a San Mauro, verso la costa, era stato assalito e ucciso. Quel Calesse trasposto a una dignità quasi metafisica, può effettivamente diventare il carroccio. Lui parla di carroccio, lui preferisce parlare, piuttosto che la parola Calesse, di carroccio. Lui amava moltissimo l'immagine medievale del carroccio, e questa è una cosa che di solito di Pascoli non si dice, no? Perché si ha paura magari che uno potrebbe pensare che fosse un protoleghista. Lui era socialista, ma amava molto anche proprio le radici padane della sua esistenza, e quindi, insomma, comunque in ogni caso parla di carroccio. Il carroccio nel suo caso trascina un morto. Il carroccio reale, idealizzato anche attraverso 1000 avventure medievali, propone una croce, diciamo l'eredità del crocifisso, ma anche una bandiera, che poi è anche, e non solo, ma certamente la bandiera della Lega. Guardate che i carrocci erano diffusi in tutte le maggiori città. C'era il carroccio bolognese, c'era il carroccio fiorentino, c'era il carroccio cremonese, eccetera, eccetera. Il carroccio è fondamentalmente guidato da un animale o da altre persone che lo trascinano come se fossero degli animali, naturalmente. E sta a simboleggiare il piccolo mondo antico, tanto per parafrasare anche Fogazzaro. Quando lui mi dice io vado comodamente e piacevolmente dal carroccio all'ippogrifo, vuol dire che per saltare verso le stelle, per andare dalle stalle alle stelle, e mi vengono in mente tantissime poesie pascoliane che adesso sarebbe troppo lungo ancora raccontare, ambientate comunque in contesti paesaggistici, penso a Novembre, penso a tutta la raccolta di Barga, che era in Toscana, la sua seconda residenza, ma nel complesso, quando poi lui voleva trasferire il suo discorso verso il cosmo, verso l'universo, verso la divinità assoluta che tutto sovrintende, usava proprio l'ippogrifo, riprendendolo da Ariosto, perché l'ippogrifo è proprio uno di quei mitemi, si dice. Poi l'amico Maurizio gli dice ma non parlare difficile. Vabbè, insomma, è uno di quei miti, che letterari o meno, che rappresentano l'idea dell'essere umano di volare non volare per volare, no? Ma per arrivare in un altro luogo del mondo, quasi precedendo l'aereo. Ippogrifo è il cavallo, poi con una forma in alto di leone e di aquila, di uccello, quasi mostruoso naturalmente.
Però era il mezzo che nell'Orlando Furioso veniva usato dai principali protagonisti per andare in altri luoghi del mondo, perfino alle isole Ebridi, cioè vicino alle isole Shetland di cui tra poco ci parlerà il grande scrittore Paolo Culisano. Però l'ippogrifo per Pascoli era soprattutto la possibilità di volare con la fantasia ed andare in quei posti dove lui mai riuscì ad arrivare nella realtà, per tantissimi motivi. Pascoli non era un viaggiatore, però vedete, c'è un modo di viaggiare con la fantasia che vale forse di più del viaggio in se stesso. E l'ippogrifo, stavo dicendo ippografia, no? Un modo di viaggiare, l'ippografia, è quello che ci permette di andare in posti dove appunto noi non vediamo, non tocchiamo, ma ci siamo lo stesso. Paolo tra un po' ci permetterà di volare come è stato lui nelle Shetland e capiremo che è un'ottima idea. La psicologia della, vi dicevo, Franca Ranecivite, il calidoscopio interiore delle edizioni Sì. È una nuova replica. Quali sono le subpersonalità ispirate anche ad Assaggioli? Un ego impersonale, un ego serio, un ego individualista, un ego razionalista, un ego perfezionista, un ego riservato, un ego da gruppo, un ego personale, un ego della gioia e un ego intuitivo. Assaggioli usava poi altri termini, però decomponeva appunto l'ego in tante subpersonalità, che sono tutte interessanti. Noi ritorneremo su Assaggioli, oggi non abbiamo tempo, però Assaggioli è stato davvero lo Jung italiano per la capacità di riuscire a abbinare aspetti più freudiani, tipo libido, con gli aspetti tipici del discorso di Jung, che sono quelli degli archetipi, dell'inconscio collettivo e tutte queste cose qua. Io non vi posso che rimandare a questo libro, chiedetelo se siete interessati, il calidoscopio interiore. Cioè, il concetto principale è che noi abbiamo dentro un calidoscopio, noi non siamo un'unica personalità vero, omogenea. E quindi tutti questi ego che io vi ho citato sono lì a combattersi l'uno rispetto all'altro con i contraccolpi che tutti conosciamo. Ma lei in questo libro, ripeto, il Caleidoscopio interiore, edizioni Sì, propone addirittura appunto un modo terapeutico di riuscire a far riconciliare tutti questi benedetti ego. Tour de France. Parte oggi il Tour de France più italiano di tutti i tempi. Firenze-Rimini, poi si risalirà tutta la pianura padana andando verso Bologna, poi il Piemonte, finché poi si valicherà le Alpi e si approderà in Francia. Sì, ma c'è un piccolo particolare. Ecco, adesso arriviamo a Golisano. Noi non abbiamo più campioni. L'Italia non ha più i campioni del pedale, non c'è più nessuno in grado di vincere, ma non dico un tour, ma neanche un Giro d'Italia. È una vergogna, è una vergogna. Come si fa a pensare di star dietro, e sarà il caso oggi d'Italia-Svizzera, di star dietro ai mondiali di calcio se sappiamo che non abbiamo più a livello mondiale nessuno con le due ruote? Ma mi sembra una cosa logica e normale. Comunque, viva Firenze, capitale morale e linguistica d'Italia, e viva questi corridori, in primis ovviamente Pogacar che è il favorito, che potranno finalmente gustare il Tour partendo appunto dalle nostre amate terre. Allora, noi siamo arrivati, adesso non so se c'è il break, comunque tra un po' avremo Paolo in linea. Sì, break di un jingle e poi rientriamo in onda. Un mondo oltre l'immaginazione. Un viaggio oltre ogni confine. Comincia l'avventura. Hai solo un'ora. Con Vincent. Movie Time. Ogni sabato dalle ore 16. La prossima volta che vai in vacanza, sia così gentile da farci sapere dove va. Se ti dicessi dove vado, non sarebbe una vacanza. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Per la linea Andrea Rognoni.
Eccoci qua. Allora, noi vogliamo da Firenze, e da cui parte il tour oggi, poi ci sarà, tra l'altro faranno il passo, quei passi appenninici che faceva anche Dante per scendere in Romagna, e arriveranno a Rimini, ma non è il Giro d'Italia. Noi invece vogliamo alle isole Shetland, perché Paolo Gulisano è stato lì, e diciamo, adesso ci racconterà come e perché, ma presumo si tratti di una vacanza che poi lui ama tanto, e scopriremo queste isole. Perché Paolo, poi ti do la parola, io avevo una trasmissione a Telepadania che si chiamava Genius Loci, e avevamo parlato di tanti posti europei, appunto, magari avevamo chiamato qualcuno appunto che era esperto di questi posti, e dopo avevamo imbastito una bella trasmissione, no? Non per turismo fine a se stesso, ma per capire veramente il mondo come è fatto. Allora, Paolo Golisano, grande scrittore, medico, interprete di una visione nordica in senso buono, dico boreale, ma in senso buono si intende, del mondo. Ebbene, Paolo, cosa ci racconti? Come è andata questa tua mission alle isole Shetland? Innanzitutto, dove sono le isole Shetland e cosa c'è di così bello da attirare una mente come la tua? Allora, grazie Andrea, grazie per questo invito che mi hai fatto ancora una volta nella tua trasmissione. Sono tornato proprio ieri, e quindi è il primo reportage su questo viaggio che ho fatto in quella che veniva chiamata un tempo, tanto tempo fa, l'ultima Thule. Ecco, già i romani parlavano di questa terra, e i greci anche, parlavano di questa terra misteriosa situata all'estremo nord, proprio quasi nella zona iperborea del mondo, e in effetti le Shetland sono collocate al 60° parallelo, che è il parallelo di Oslo, che è il parallelo dell'Alaska, della Siberia, eccetera, quindi proprio il grande nord. E questo viaggio, diciamo che è stato un viaggio proprio di vacanza, e è durato circa una settimana, poco più di una settimana, partendo dalla Scozia. Ecco, la mia amata Scozia, tante volte ne abbiamo parlato anche qua, queste colonne, su queste frequenze, e sono state appunto in Scozia, e poi da Aberdeen ho spiccato il volo, non il volo, ma ho preso la nave e siamo andati alle isole, prima le Orcadi. Ecco, è stato proprio un viaggio nella, diciamo così, Scozia vichinga, cioè quel pezzo di Scandinavia che fa parte della Gran Bretagna. E quindi un mondo scandinavo, un mondo di origine vichinga, ma politicamente appartenente alla Gran Bretagna, di lingua inglese, anche se un inglese, vi assicuro, molto particolare, con tante, poi appunto tu Andrea, che sei un linguista, lì saresti andato veramente a nozze con questi inserti nella lingua inglese di norvegese antico, eccetera, la toponomastica, che qua veramente la toponomastica antico, norvegese, vichinga, insomma, questo viaggio nel mondo vichingo, 2 giorni alle Orcadi e poi tutto il resto alle Shetland, no? E poi più in là non c'era più niente, se non molto più in là le Faroe. Quindi un viaggio in una dimensione particolare, storica, ovviamente la mia grande passione per la storia, queste isole che sono state isole vichinghe, ma che hanno anche degli insediamenti antichissimi, preistorici. Prima dei vichinghi c'erano stati i Pitti, questo popolo misterioso della Scozia, e prima ancora però degli uomini, diciamo così, primitivi, perché è abitata, ci sono tracce di 6.000 anni, presenze di 6.000 anni fa su queste isole, e diciamo che ho visto anche questi antichissimi templi, cioè il circolo di pietre che c'è sulle isole Orcadi, che fa impallidire quasi Stonehenge, è impressionante. E quindi vedere anche questi luoghi antichi, Skarabrae, questa antichissima località archeologica,
uomini appunto di 6.000 anni fa, e ti chiedi anche come fossero arrivati in capo all'Europa, in capo al mondo. Oltre c'era soltanto il circolo polare artico, non c'era più niente, quindi è un viaggio, è stato come dire, non soltanto di piacere, ho fatto tantissime fotografie, poi vi dirò appunto delle coste incredibili, spiagge bianchissime, ovviamente senza stabilimenti balneari, perché la temperatura al massimo era 18 gradi, ma un'acqua incredibile. Certamente c'è chi è innamorato e decanterà, anche a ragione, le isole dei mari del sud, la Sardegna con la sua acqua limpidissima, ma vi assicuro che vedere quegli spettacoli naturali, le scogliere, io ho avuto così giornate buone meteorologicamente, ma quasi immaginavo anche che cosa volesse dire l'inverno, no? Con l'Oceano Atlantico che si abbatte con le sue onde su queste incredibili scogliere a trapiombo appunto sull'oceano, specialmente in luoghi dove appunto si interseca l'Oceano Atlantico e il mare del nord. Da una parte Porca di Shetland hanno l'Atlantico, dall'altra parte il mare del nord. Ecco, quindi scenari straordinari dal punto di vista della bellezza naturale, quindi da percorrere su queste stradine monocorsia, dove ogni tanto ci si deve fermare se incroci un'altra auto in questi slarghi che si chiamano passing place. Chi è stato magari appunto in Scozia o nelle zone più remote dell'Irlanda l'avrà visto, e lì è così. E ripeto, sotto questo cielo che quando c'è il sole è veramente il sole dell'estremo nord. Ecco, tra l'altro sono andato avendo un po' così nel cuore un libro che ho letto recentemente che si chiama appunto Il Grande Nord, pubblicato da una storica casa editrice che si chiama Iperborea, che è fondata da Emilia Lodigiani, una delle più grandi studiose della letteratura del nord Europa, la letteratura scandinava soprattutto. E questo libro Grande Nord mi ha fatto un po' da accompagnamento, da guida, perché appunto l'ha scritto uno scrittore delle Shetland che si chiama Malaki Tallak, che parla appunto di questo mondo dell'estremo nord del mondo, gioco di parole, che è il Grande Nord delle Shetland, il Grande Nord, come può essere appunto anche dell'Alaska, della Groenlandia, eccetera, che in fondo è anche una sfida con se stessi, uomini che per generazioni hanno vissuto lì, in una natura sicuramente, come dicevo prima, affascinante, ma anche ostile, il freddo. Ecco, ripeto, nei giorni scorsi, mentre qui esplodeva l'estate, come quando sono tornato ieri ho trovato quasi 40 gradi, invece sulla temperatura massima era negli scorsi giorni 18 gradi, quindi è un'aria frizzante, è un'aria che, vuole dire, che sveglia, che tiene destro il cuore, ma anche appunto un luogo di grandi silenzi, di pace, con una densità di popolazione bassissima. Ecco, quindi poi sono stati giorni anche di incontri con le persone, perché appunto i viaggi devono sempre essere, come dire, non semplicemente turismo, non semplicemente vedere o toccare con mano certi luoghi, ma la cosa bella è anche toccare con mano le persone, vedere le persone, incontrare, parlarci, incontrare anche culture diverse. E la cultura di chi vive appunto in luoghi così, che sono una sfida con se stessi, con la natura, è anche un mondo di solidarietà. Per non dire che il mondo delle città è un mondo anche di indifferenza, di fretta, eccetera. Lì è un mondo dove la gente si ferma a parlare, se hai bisogno di aiuto te lo dà, e per forza, come potremmo dire, chi ha vissuto per tanto tempo, generazioni che hanno combattuto quando ancora magari non c'era anche l'economia che c'è adesso, un certo tipo di benessere, perché abbiamo toccato con mano anche un certo buon benessere locale,
delle Shetland gli ultimi anni sono stati anni anche di sviluppo economico, perché sono stati rinvenuti giacimenti di petrolio al largo appunto delle Shetland. Ma la fama moderna e postmoderna riguarda il petrolio, no? Che sì, è un modo di affrontare le cose molto commercialistico, ma comunque sicuramente è un bel tesoro, non si discute che il petrolio per le scelte sia un bel tesoro. Ecco, tra l'altro, a proposito di geografia spicciola, scusa Paolo, si tratta intanto di una decina di isole, proprio da una forma molto allungata, c'è un'isola centrale, poi ci sono delle isole periferiche più piccole, più grandi, eccetera, numerosi porti, potrebbero essere in tutto una ventina di porti, no? Dislocati. Tu dove eri? Nella parte centrale? Scusa Paolo, la pignoleria. Nel capoluogo capitale, che sì, magari potremmo dire così, che si chiama Lerwick, appunto città antica di fondazione anche qua vichinga, lo dice il nome stesso, che finisce in Wick, che vuol dire in norvegese antico vuol dire la baia. E tra l'altro i vichinghi prendono il nome da Wick, cioè gli abitanti delle baie, perché normalmente i vichinghi vivevano in queste baie, perché la baia è un luogo di mare ma raccolto, pacifico, e quindi potevano anche costruire fattorie, coltivare, eccetera, poi a tempo debito mettersi sul drakkar, mettersi sulle navi e andare all'avventura. Spesso erano anche avventure, diciamo così, un po' violente, ne pagavano le conseguenze coloro che li vedevano arrivare, i vichinghi. Però, ripeto, sì, tutto questo mondo di piccole isole collegate via mare, con barche, a volte ci sono anche dei ponti. Quando la distanza tra un'isola e l'altra è abbastanza ravvicinata, ci sono collegamenti via ponti. Poi una cosa veramente spettacolare che ho trovato è un'isola che è a poche centinaia di metri dalla terraferma, e che quando c'è la bassa marea l'acqua si ritira e c'è questo istmo che collega quest'isoletta, che è chiamata l'isola di San Ninian. È una cosa che mi fa molto piacere, perché San Ninian è stato uno dei primi evangelizzatori della Scozia, era un contemporaneo di San Patrizio, di cui abbiamo parlato da poco, e quando il mare si ritira con le basse maree si può andare sull'isola passando sulla spiaggia, passando sulla sabbia che c'è quando l'acqua si è ritirata. Anche questo è uno spettacolo naturale straordinario. Poi, ecco, dicevo anche, ha una sua bandiera, le Shetland hanno una bandiera che non è la bandiera della Scozia, perché è vero, come dire, fa parte della regione della Scozia, ma a loro volta nutrono un certo autonomismo, giustamente noi siamo per tutti gli autonomismi, perché io sono per la libertà della Scozia e della Gran Bretagna, ma se le Shetland rivendicassero, come dire, una propria autonomia ulteriore rispetto alla Scozia, ne hanno pienamente diritto. E hanno questa bandiera che ha il colore della Scozia, è bianco e blu, ma non è con la croce di Sant'Andrea bianca, è la classica, è quindi una bandiera blu, ma con una croce bianca decussata, come si dice tecnicamente, cioè la croce, come dire, asimmetrica, tipica delle bandiere scandinave, avete presente Svezia, Norvegia, eccetera, eccetera. Quindi è come se fosse la bandiera scozzese, ma con questa peculiarità di ricordare le proprie origini vichinghe. Ecco, quindi anche questo è un aspetto molto, molto interessante. La lingua che si parla lì, appunto, non piacerebbe ai puristi dell'inglese, non è l'inglese di Oxford, è appunto ha un accento molto particolare, ma è anche appunto affascinante anche sentire parlare questa lingua. Poi ho visto anche un amore per la propria cultura, identità, ho assistito a uno spettacolo una sera di violini, perché appunto violini popolari, uno spettacolo di musica folk. Io adoro la musica folk, il folk celtico, irlandese, scozzese, ma mentre alle Orcadi c'è ancora la cultura musicale della cornamusa, infatti anche lì abbiamo assistito a una
serata con il Barce di cornamuse, eccetera. Invece la cornamusa non c'è alle Shetland. Lo strumento tipico della musica popolare Shetlander è il violino, che è appunto un violino folk, un violino con una musica bellissima, una musica anche per far ballare, e quindi anche questo è un segnale interessante. È vero, di petrolio, ma a parte il fatto che i terminali sono molto ben nascosti, quindi non si vedono sulle Shetland né raffinerie né ecomostri, è tutto molto ben occultato e immerso appunto nel paesaggio affascinante dell'isola. E poi appunto c'è accanto al benessere portato dal petrolio, però c'è ancora un amore per la propria storia, per la propria identità, per le proprie ballate. Sono comprato anche un bellissimo libro di racconti popolari, folk tales, come si usa dire, e tra poco mi immergerò nella lettura anche di questo. Insomma, un mondo affascinante, veramente meritava questa avventura che mi ha portato così lontano, proprio all'estremo nord dell'Europa, come dicevamo prima, in quella che era chiamata una volta l'ultima Thule. Certamente. Senti, ancora faccio oggi, così sono un po' una pitima, si dice in gergo. No. Le carrozzabili sono ben strutturate, nel senso che ci si trasferisce solo con via nave o barca tra un'isola e l'altra, oppure ci sono anche, tu mi hai parlato di ponti, no? Che mettono in comunicazione qualche isola, ma poi le carrozzabili sono accettabili? No, perché sai, io avendo navigato più che altro il Mar Tirreno, e mi vergogno di questo fatto, sai, sull'Elba ci avevano raccontato che c'erano tutte le strade possibili, e poi dopo spesso e volentieri negli anni 70-80 erano più che altro dei sentieri. Cioè, voglio dire, qui c'è una struttura turistica avanzata, oppure non è un giudizio morale il mio, oppure appunto ci si rifà alla buona volontà dei passeggiatori, usiamo questo termine. Paolo, ti sto torturando. Mi piace raccontare, perché appunto è bello visitare i luoghi, ma poi è bello anche raccontare quello che si è visto. No, sono belle strade asfaltate, molte anche in doppia corsia, e poi quando si arriva nei paesi proprio più piccoli, più remoti, ci sono queste strade monocorsia, c'è proprio lo spazio, sono proprio delle strisce di asfalto che seguono anche proprio il corso delle colline. Lì non hanno spianato niente, la strada proprio percorre proprio magari con proprio dei saliscendi, non ci sono gallerie, non hanno scavato, quindi la strada sembra proprio una striscia d'asfalto dipinta su queste terre verdi, e dico monocorsia, e se incontri un altro ogni tanto ci sono proprio ogni 200-300 metri questi larghi che vengono chiamati passing place. Uno si ferma, ci si vede anche a distanza, perché poi non ci sono alberi, questo è una peculiarità, proprio non ci sono alberi, perché un'altra delle caratteristiche delle Shetland, il vento, c'è sempre vento, molto ventoso, e questo vento non permette che fin da piccoli abbatte gli alberelli, quindi è rarissimo vedere degli alberi, magari in qualche luogo dove non arriva il forte vento dall'oceano, e così ci si può vedere anche a distanza, ti fermi, lasci passare l'altro, lo ringrazi, perché questo è bellissimo. Noi purtroppo siamo abituati a realtà urbane dove nel traffico sono delle guerre nella giungle di macchine. Lì invece ti fermi, lasci passare, l'altro ti ringrazia, ti fa cenno con la mano, tu ricambi, è una cosa molto molto bella. Quindi veramente sulle Shetland si può arrivare ovunque, come dicevo prima, fino ad arrivare a poche centinaia di metri da una spiaggia come quella dell'isola di San Ninian che dicevo prima. Assolutamente. Pronto? Sì, ci sono, no, mi sono fermato, ecco. Il ricordo mi ha fermato, commosso.
Ecco, allora ascolta, veramente si sente che sei ancora, ma sì, come spesso succede quando si ritorna da un viaggio, si è immersi ancora lì. Ascoltami, dal punto di vista culinario, perché tra i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici c'è anche qualcheduno così che guarda gli aspetti più carnali della faccenda. Cioè, sì, tanto pesce, 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 o c'è anche qualcosa d'altro che offrono le isole? Beh, soprattutto allora, dal punto di vista così gastronomico non è come anche la Scozia, non ha tantissime varietà, però appunto il pesce è veramente buono. Abbiamo mangiato del merluzzo saporitissimo, buonissimo. Pensa che da secoli il merluzzo delle Shetland era famoso, veniva esportato fino in Spagna, e addirittura ci fu nel 600 una guerra tra pescatori olandesi che venivano a pescare, arrivavano fino alle Shetland, e le Shetland erano diventate così la loro riserva di pesca, ma ovviamente giustamente i locali si erano ribellati e avevano combattuto. Infatti a Lerwick, il capoluogo, c'è perfino un antico forte del 600 con i cannoni ancora rivolti, sono così ormai ovviamente di bellezza, ma i cannoni che erano rivolti verso la baia per impedire che gli olandesi venissero a saccheggiare il pesce delle Shetland. Quindi dal punto di vista gastronomico sì, pesce. Sono anche straordinarie le ostriche delle Shetland, sono rinomate, e quindi ecco, si può davvero mangiare bene. Certo, se uno non ama il pesce non troverà molte alternative, però quindi è una cucina tipica dell'estremo nord dell'Europa, molto scandinava, ecco, ripeto, anche poco continentale, molto molto scandinava. Assolutamente. All'inizio avevi citato anche l'aspetto linguistico, ovviamente mi interessa moltissimo. Ecco, tendenzialmente iniziamo dalla cadenza, cioè se uno appunto un abitante di Aberdeen oppure di Glasgow o di Edimburgo capisce che uno viene dalle Shetland quando arriva qualcuno, oppure diciamo la cadenza è modulare. Ma che sai, la linguistica è un mondo molto contraddittorio. La cadenza è modulata su uno standard che magari i locali hanno tentato di imparare in termini un po' farlocchi, ma comunque che vuol tradire l'eccessivo accento o eventualmente l'uso di parole locali, perché non si sa mai. Tu cosa hai sentito, Paolo? Sì, è proprio così. Tra l'altro poi appunto ho avuto modo di incontrare un altro viaggiatore che tra l'altro era un sacerdote di Glasgow che era venuto lì qualche giorno nelle Shetland, e mi dice: ma tu lo capisci l'inglese che parlano qui? Perché io stesso, che era tra l'altro irlandese di nascita, poi vive, lavora, esercita a Glasgow, io faccio fatica a capirlo, in effetti anch'io. No, perché c'è, a parte la cadenza, a parte l'accento, ma c'è proprio questa presenza dei termini norvegesi antichi. Quindi... Ma è straordinario, è un laboratorio eccezionale, mi stai dicendo, Paolo. Sì, scusa, noi siamo di fronte a una terra in cui gli antichi norvegesi hanno lasciato delle tracce che magari nella Norvegia attuale manco si trovano più, no? Esatto, sì, proprio così. Sono termini che non sono né norvegesi né inglesi, sono, come dire, ormai peculiari delle Shetland. E ripeto, per chi ama appunto anche confrontarsi con la lingua, eccetera, con i linguaggi, con le parole, ecco, veramente lì troverà pane per i propri denti. Ecco, quindi poi che altro aggiungere? Ecco, ci sono librerie, ecco, questo sempre mi piace vedere l'amore per la cultura, librerie, ecco, non solo come purtroppo ormai da noi sono le librerie, sai bene che tu, Andrea, che forniscono propinano i bestseller, ma appunto c'era io sono veramente andato a nozze a vedere appunto
nelle librerie con i libri antichi, con la storia locale, tanta storia locale. Ecco, quindi veramente un amore anche per la cultura, per la lettura, e ancora oggi fiorisce, quindi non è soltanto una sorta di archeologia culturale. Come ti ripeto, questo autore contemporaneo, Malachi Tallack, che ha scritto alcune opere proprio sulle Shetland, i libri si possono trovare, appunto. Ne consiglio uno, Il Grande Nord, proprio questo titolo della Iperborea. E poi infine l'altra chicca, siamo finiti sul set, perché non so se sapete, chi conosce, chi ama il giallo, c'è una serie gialla, una fiction, come si dice oggi, una fiction televisiva gialla ambientata nelle Shetland. E io stavo andando a vedere quello che era il Tink, dell'antico Tink dell'isola. Per chi sa, dei nostri ascoltatori, appunto, di cultura vichinga, il Tig era il luogo dell'assemblea, perché appunto queste erano forme di democrazia nordica, cioè proprio il popolo dell'isola si ritrovava, c'era certamente il capo, c'era una gerarchia di valori, però partecipavano tutti. E allora stavo andando per vedere il sito dell'antico Thing, e lì mi trovo tutta una troupe, anzi mi fermano, mi dicono "What are you doing here?" Cosa stai facendo qui? Faccio: "Ma sono venuto a vedere il posto." Ma non è possibile, perché stiamo girando un episodio di Shetland, quindi aspetterò la nuova serie per vedere in quel luogo poi il giorno dopo non c'era più la troupe, sono tornato a rivederlo, quindi mi sono andato a vedere l'antico Thing. Ecco, quindi c'è anche questo. Chi vuole vedere le Shetland sappia, questa non è pubblicità, ma ormai è una serie televisiva affermata. Puoi vedere su Giallo TV, quando ci sono sempre delle repliche, veramente andate a vederlo, a parte il genere, il mistero, le storie avvincenti, intriganti dei gialli, ma appunto con i paesaggi delle Shetland in sottofondo. Un'ultima nota, perché a me piace guidare la macchina, cioè non sono un grande aerovolista, ma se uno arriva in Norvegia, da Oslo o da Bergen, non c'è nessuna linea di navigazione verso le Shetland. Sì. In fondo c'è proprio una linea di comunicazione. Quindi se tu vuoi saltare tutta Albione, quindi né Inghilterra né Scozia, puoi andare davvero in Norvegia e poi anziché proseguire, andare fino a Capo Nord, invece pieghi, vai a un porto, vai a Oslo e c'è questo collegamento anche con le Shetland, quindi si può siamo alla arrivare fine. anche È stato un viaggio meraviglioso che abbiamo fatto noi da casa, immersi nella calura, nella canicola padana. Senti un po', io ti vorrei presto, ti preannuncio, magari anche lunedì o martedì, poi ci risentiamo, per andare avanti con altri discorsi più nostrani, però veramente ci hai regalato dei minuti di felicità. Grazie ancora Paolo di esistere, a risentirci. Si chiude oggi qui la trasmissione. Venezia risorga Venezia, e le Shetland risorgano più di tutte le altre isole del mondo. A risentirci. Avete ascoltato Cultura e Arte con il professor